Giunone, un nome che evoca bellezza e pienezza di forme, un benessere che le acque della sorgente Brentella e Caldiero, a pochi chilometri ad est di Verona, sanno regalare sin dall'antichità. Caldiero, un'amena località tra la Val di Lasi e i verdi vigneti della vicina Soave. Un'atavica vocazione termale racchiusa nel nome stesso, che deriva da Calidarium, ovvero il locale che i romani frequentavano per i bagni in acqua calda e di vapore. Un rituale di cura e di bellezza che in queste terme, non a caso intitolate alla regina degli dei, ha un effetto cosmetico sulla pelle ben noto da secoli. Un piacere senza tempo. E sono proprio le due antiche vasche termali, la Brentella e la Cavalla, l'elemento di spicco del parco, che oggi dispone di 7 piscine. La piscina Brentella è stata conosciuta dai romani perché abbiamo trovato durante i lavori nel 1800 delle forcelle e delle pinzette risalenti appunto all'epoca romana. Poi successivamente nel 1524 ha soggiornato presso la piscina Brentella Federico da Gonzaga. Dopo la visita del duca di Mantova, questa vasca cominciò ad essere usata esclusivamente dalle donne del paese. Era chiamata anche la piscina delle donne, è stato costruito il muro anche per, diciamo così, salvaguardare le donne dallo sguardo indiscreto degli uomini, e gli uomini venivano a fare il bagno nella piscina a Cavalla. Poi successivamente la vasca è diventata di uso pubblico per tutti. La Brentella è una vasca rotonda di circa 300 metri quadri. La Cavalla invece è a forma di mezzaluna, molto più ampia, ben 700 metri quadri. Hanno però lo stesso pregiato fondo naturale, in sabbia e ciottoli, da cui filtra l'acqua sorgiva di diverse polle termali, ad una temperatura che oscilla tra i 26 gradi e mezzo e i 28. Questa è una cosa molto rara, trovare piscine dove l'acqua sgorga direttamente in vasca. E le piscine non vengono trattate con il cloro, perché? Perché c'è una portata d'acqua sufficiente a garantire l'igienicità della vasca. Se la leggenda parla di acqua di bellezza, le virtù scientificamente provate sono altre. Nel 1992 sono state certificate le proprietà terapeutiche delle acque della sorgente Brentella, salutari da bere, per inalazioni ed aerosol e per immersioni. Nel 2009 abbiamo ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della Salute di poter utilizzare l'acqua della piscina Brentella e della piscina Cavalla per le cure balneoterapiche e soprattutto a riguardo della psoriasi, che è la malattia che trova cura presso le terme di Giunone. È un'acqua ipotermale, medio minerale, bicarbonato, solfato, calcio, magnesiaca, efficace per alcune patologie della pelle. Un'acqua anche diuretica, digestiva e disintossicante per il fegato, le vie biliari e urinarie. Un vero toccasana per la salute generale del corpo. Alle terme di Giunone storia e modernità convivono, separate da un massiccio muro di cinta. Nel 1978 il comune di Caldiero ha acquistato i terreni vicino alle terme di Giunone, hanno rotto il muro perimetrale e hanno costruito la piscina olimpionica e la piscina dei bambini. La parte moderna comprende una piscina olimpionica, una vasca più contenuta dedicata alle attività di ginnastica in acqua e all'idromassaggio, e la piscina junior, riservata ai più piccoli. Anche queste vasche sono alimentate dall'acqua dei pozzi artesiani del bacino termale, con un ricambio tanto rapido da limitare l'uso di cloro solo alla disinfezione dei bordi. E poi c'è la zona dedicata allo svago, di recentissima costruzione. All'inizio degli anni 2000 abbiamo costruito la piscina Raining Pool e il gruppo degli acquascivoli per cercare di dare una maggiore risposta ai bagnanti delle terme di Giunone, soprattutto per quello che riguarda l'aspetto ludico. Salute e divertimento, in una parola benessere, e già lo sapevano gli antichi romani.